Bene signori, siamo arrivati ed è arrivato anche grande capo. Allora, ce ne abbiamo appena superato, andiamo lì a raggiungerli, eccoli là a sinistra. Oh, salve! Oh, salve! Distanza di sicurezza, mi raccomando! Bisogna! Guarda, mi butto là. Salve, salve! Oh, ma come cazzo suona? E pensa che è ancora bloccata. Sti cazzi. Ah sì? Sì, tanto bloccata. Ho bloccato l'acceleratore, ho bloccato lo scarico. Centralina. Ma in senso io te... No, neanche a me! Io gli tengo bloccato lo scarico. Perché ha solo il terminale a Krapovic. Devo fare un lavoretto. Ma un bel test sound! Oh. Ti pesa lì, eh? Brutta. 4 cilindri contro monocilindrico contro monocilindrico. Intero spero. Lascio il link, vabbè, comunque sicuramente l'avete già visto il video. Tipo RS a distanze, classico. Distanze. E quindi oggi faremo un bel giretto tranquillo tra Foggia e poi torneremo per Enego perché io alle 6 devo andare a E lavorare. allora ho detto giusto Enego. Non mi ricordo più il nome. Boh, oro. Visto che alle 6 devo andare a fatturare, devo fare la mia. Ma se domani che diventa Cina. Cina. Impostiamo per Foggia. Ma no, ma ti porto io, non serve. E questo è il problema. Io boh, apriamo la strada e sembra unica. Boh, Non state preoccupare. boh, oro. 10.000 giri probabilmente non li vedremo mai oggi. Mai. Ti tengo d'occhio, figlio di puttana. È partito un cilindro. Mezzo. Adesso parte l'ignoranza. Allora, signori, è la prima volta che vengo su così seriamente con la Z. Sapremo anche io come prendere le curve, devo prenderci un po' di manualità. Non vedo le mie orecchie. Ecco qua, c'è la mamma puttana. Ma tanto puttana! Ma avanti, io pure gli sfondo la macchina. Ma che oh! E il carburatore tutto a posto. Per ora. Per ora sono tornati a quasi cieco, che non vede un cazzo. Ecco Dio, questo è a tradimento proprio. Dai un po'. Dai. E io non parlo perché, come dire, porco Dio. Porco Dio. Surprise, motherfucker.
Che ci sta un po' di briciolino. Gattetto! E ora ricordiamoci che siamo 6,90, 9,5. E... Gattetto! Oh là. Adesso possiamo anche chiuderlo un pochettino, visto che non c'è nessuno. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Vai così. Dai! Diciamo che uno potrebbe dire, cazzo, vai con calma, ma Fioi, io non sto frenando, Ok che siamo in salita, ok, ma non sto frenando. Beh, merda. Fa un fiatino freschetto, ciao. Guarda, sto qua in mezzo ai coglioni. Freddo. Mitica! È un puttaniere quello là! Sì, almeno si fermasse, fallo passare! È proprio un coglione! Vabbè, avete visto quanto bene va lui con le sue ritornanti? Oh, uno stop. Questo qui è il senso della mia moto, se freno. Minchia, quanta gente! Hai visto gente? Ho visto voi acá, ma un bordello! È pieno, cazzo, Peggio di Milano, cazzo qua! volevate prenderla da sport? Infatti! 4. Ebbene sì, ho preso la web, infatti per questo mi vedete in questo video, non sto usando la GoPro perché l'ho comprata attaccata al casco. E fatto sì, appunto adesso c'è la parte del cane, nessuno se l'aspettava. Appunto la cosa che dovevamo fare era appunto prendere e tornare indietro e rivolgersi a chi di dovere, nel senso dei proprietari del cane, per questa situazione, perché dopo chi si è fatto male, non si è fatto male, eccetera eccetera, che se ne frega. Però il problema è che il cane è uscito, poteva fare un danno enorme, più che altro sia a me, sia alla moto o a Rick o tipo RS, cioè abbiamo capito. Comunque vi lascio il video e... Vedi? Minchia! Oh no, poi Hana buttano da oh no, poi Fra, me lo so visto lì. No, Fra, no. No, l'ho qui. Ma tu hai l'ABS? Sì, ho tutto l'ABS, tutto quanto, ma Dio poi, vecchio, sai cosa vuol dire? Sono cagato, no, ma in verità io l'ho visto uscire un po'. E ho detto, Ma io non pensavo che venisse fuori a prendere, poi ha preso lui, ho detto, oh cazzo, mi butto tutto in destra e poi ha girato a destra di colpo. Là è. Cazzo, guarda che ci è mancato, io l'ho visto lì l'ho visto. Già mi è capitato una volta con un gatto, a casa mia, che sì, ma dai, ma... Sarebbe da andare là, Dio, è sul serio. Guarda i paroni e digli, oh, cazzo è che siamo più veloci, mi sa che io lo prendevo in pieno. Non penso che ti è mancato tanto. No, guarda, dopo vedrò dal video quando vado a casa, ma era lì.
Perché io il cane, quando l'ho visto lì, da quando l'ho più visto, perché c'è il manubrio. Io non l'ho più visto, l'ho visto là. Ma che va E a te ti ha preso quasi la volta dietro, Sì? col muso. Sì, c'ho il video. Meglio cazzo, chissà che... E a lui gli è arrivato di fianco. Vabbè, andiamo a mangiare, va. Dio becco, che due coglioni.